Bentrovati. Siamo rimasti tutti colpiti dalla vicenda di Catania costata la vita ad una neonata colpita da insufficienza respiratoria poco dopo il parto. La piccola Nicole è morta dopo che ben 3 ospedali di Catania l'hanno respinta per mancanza di posti disponibili. Ora la magistratura naturalmente indaga per trovare i responsabili di questo tragico episodio di mala sanità. Ma c'è un altro fatto meno noto che deve farci riflettere. È una storia raccontata dalla giornalista Simona Ravizza e riportata sul blog di Giulio Cavalli. Pochi giorni prima della scorso Natale alla clinica pediatrica De Marchi di Milano viene richiesto di ricoverare un bambino egiziano di quasi 1 anno affetto da una grave malattia di immunodeficienza ereditaria che rischia di non sopravvivere anche alla più banale infezione. I medici capiscono immediatamente che per il piccolo paziente servono cure particolarmente costose. Ci sono da spendere circa 50.000 euro e l'esito delle terapie non è scontato. Il reparto che lo deve prendere in carico ha già superato il budget di spesa annuale. E per i vertici degli ospedali è fondamentale chiudere i conti in pareggio. Infatti i direttori generali nominati dalle regioni vengono giudicati e premiati economicamente e riconfermati basandosi soprattutto sulla loro capacità di risparmiare, di non creare deficit. Per cui i pediatri della clinica si rinterrogano: il bambino va accettato? Il piccolo paziente è destinato ad un trapianto di midollo ed era già stato ricoverato precedentemente in altre 2 strutture ospedaliere. Entrambe si erano scontrate con i medesimi problemi economici della clinica De Marchi. Per prendere una decisione alla De Marchi si susseguono diverse riunioni. L'ultima, la decisiva, avviene in un reparto per alzata di mano. Ai pediatri presenti, una decina, viene chiesto di esprimersi attraverso una votazione se si deve ricoverare il bambino. Ma l'alzata di mano lascia un segno tra i medici che ora, con il bambino miracolosamente migliorato, si domandano: possibile che nel servizio sanitario un medico debba trovarsi a fare scelte di questo tipo? Pesare la vita di un bimbo in relazione alle spese per salvarlo? La clinica pediatrica De Marchi è una costola del Policlinico di Milano, ospedale universitario ed un punto di riferimento per oltre 200 malattie rare. Per queste patologie le terapie sono molto onerose perché, essendo poco diffusi, i farmaci sono particolarmente costosi. Per cui il problema dei conti in ordine in questo ospedale è una lotta quotidiana. E con i tagli al bilancio della sanità che ha fatto lo Stato negli ultimi anni, la situazione descritta è simile in molte regioni del Paese, anche tra quelle che danno un servizio migliori. E di questi giorni in discussione l'ennesima riduzione di altri 2,5 miliardi per la sanità nazionale. Eppure oggi in Italia la spesa sanitaria è al 9,2% del PIL, assai inferiore a quella degli Stati Uniti che è circa al 17% e di paesi europei come la Francia che è all'11,6% e la Germania all'11,1%. Comunque, dopo quella votazione per alzata di mano, i pediatri si sono rivolti al direttore generale dell'azienda ospedaliera, Basilio Tiso, che ha dichiarato: sono al corrente di quanto accaduto e ho sostenuto i medici nella decisione dando la copertura sanitaria richiesta. Il bambino è stato curato al meglio e nei prossimi giorni ci sarà il trapianto di midollo. E poi continua: è andata bene, ma è difficile andare avanti così. Con lo sforzo di tutti, amministratori e direzione strategica dell'ospedale, medici e infermieri, questa situazione si sta risolvendo, ma se i fondi continueranno a diminuire è indispensabile una profonda riforma del sistema sanitario. E qui a mio parere arriviamo ad un punto importante. Occorre diminuire il peso dell'apparato amministrativo, burocratico e politico sulla sanità, in modo che da sbloccare risorse in favore degli operatori medici, infermieristici, delle tecnologie più all'avanguardia e dei nuovi farmaci. Ricordo che stiamo parlando di una clinica pediatrica di Milano, capitale di una regione che ci dicono sia tra le più avanzate per quanto riguarda la sanità in Italia. Insomma, per chiudere, serve meno burocrazia e quindi meno burocrati spesso sistemati in quei ruoli da qualche ras politico locale, mentre serve più personale, medico e paramedico, usando tecnologie di nuove generazioni per dare un servizio ai pazienti degno di un paese evoluto e civile. E poi nessuna struttura medica deve fermarsi a riflettere sul costo di una cura, se la ritiene necessaria per la salute del paziente, perché quando si mescolano soldi e sanità solitamente non ci sono vincitori ma solo sconfitti. Ci vediamo giovedì prossimo.
vincitori ma solo sconfitti. Ci vediamo giovedì prossimo.